we get it almost every night. When that moon is big and bright, it's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't bark and they don't bite. They keep their clues to keep it tight. Everybody's dancing. Buongiorno cari amici, benvenuti sempre qui nel vostro salottino di chiacchiere e caffè. Sapete che io vi aspetto sempre davvero con trepidazione e voi non mancate di esserci. Allora, grazie appunto di essere qua a farci compagnia. Vi avevo anticipato la settimana scorsa che avrei appunto ospitato il grande sessuologo professore Willy Pasini, che purtroppo non è riuscito a raggiungerci nel nostro salottino perché insomma non si è sentito molto bene, anzi gli facciamo davvero i nostri migliori auguri perché insomma è sempre in giro, è ipercinetico, dinamico e insomma ci si stanca, ma per fortuna ci ha raggiunto in studio così a ricordare anche la figura di Willy Pasini e l'importanza della sua presenza in Veneto, uno psicologo, psicoterapeuta e consulente sessuale, il dottor Oscar Miotti. Benvenuto dottor Miotti. Grazie. Allora, intanto diciamo che lei è un po' l'anima di questi 3 convegni che si sono tenuti in Veneto, nella zona di Castelfranco, Sì. ovvero in particolare il 21 e il 23 marzo appunto della scorsa settimana. 22. 21, 22 e anche un 23 qui, non c'era il 23. Allora, 21 e 22 marzo. E hanno visto protagonista ovviamente lei e soprattutto Willy Pasini, Sì. che è veramente uno dei pionieri, no, di questa materia così importante che è quella della sessualità. Lui insegna alla Facoltà di Medicina di Milano ed è specialista in psichiatria alle università di Ginevra e di Milano. Ecco, direi di Certo. mandare anche così in video una sua immagine per chi non associasse il volto al nome, perché comunque, anche se non è potuto venire qui, rievocheremo Certo. un po' anche le sue gesta così importanti in un settore, in un contesto così delicato. Ecco, lo vediamo qui sorridente, in un contesto, dicevo, così delicato come quello della sfera affettiva e sessuale. Allora, lei è un super esperto ovviamente della materia perché insegna, tiene convegni e consulente in questo territorio di Castelfranco, incontra spessissimo, vero, gli studenti, i giovani. Certo. Allora, le cedo la parola e vorrei che lei mi spiegasse l'importanza ovviamente di questi convegni. Sono stati 3. Il primo come si intitolava? L'educazione sentimentale, vero? Allora, il primo sì, l'educazione sentimentale è stato rivolto alla popolazione, si è tenuto a San Martino di Lupari, Quindi in provincia di Padova. in provincia di Padova, e lì abbiamo incontrato qualche centinaia di genitori, i quali hanno così potuto sentire direttamente Pasini che ha parlato delle varie intimità che ci sono nella coppia. Chiaramente quando noi facciamo educazione sessuale, prima di tutto testimoniamo quello che siamo noi. I genitori parlano del loro essere coppia, non tanto con le parole ma con la testimonianza di vita. Con l'esempio pratico Esatto, proprio. esatto. Quindi questo è stato il primo convegno che abbiamo fatto. Il 21 marzo, Il quindi 21 l'importanza, marzo. avete sottolineato, dell'educazione sentimentale. Sì. Ecco, prima di entrare nel vivo di questo argomento che è anche delicato e molto molto interessante, insomma mi auguro lo è per gli adulti, per gli insegnanti ma anche per i ragazzi, i genitori poi in particolare che devono poi spiegare, no, a tanti ragazzini come è meglio vivere certe cose con delicatezza ma anche con molta chiarezza. Ecco, vorrei ricordare appunto anche la figura di Willy Pasini, no? Abbiamo visto prima una sua immagine. Come è nata la sua amicizia e penso anche il suo rapporto professionale con Pasini? Beh, io devo dire che Pasini, come tanti, l'ho conosciuto attraverso i libri e mi ricordo quando facevo la tesi e ho potuto leggere i suoi libri e sono stati proprio la mia ispirazione. Illuminanti. Ecco, infatti, e ultimamente io sono un allievo di Pasini a Milano, dove lui ha una scuola, l'AISPA, che praticamente forma sia i sessuologi che i formatori in educazione sessuale.
E quindi è nato questo rapporto come maestro e allievo e quindi ho pensato di invitarlo anche perché devi sapere che Pasini ha origini venete, lui Ah, era di Murano. questo forse non è così No, saputo, no, risaputo non dalle si nostre sa perché parti. poi Pasini è conosciuto per altro, però lui era di Murano, Mm. suo nonno faceva il soffiatore del vetro e Quindi di poi origini veneziane. era Pasini, Pasin, Pasin, e Pasin. poi l'ha mutato in Poi, Pasini? esatto, il fascismo l'ha tramutato in Pasini, si sono trasferiti a Brescia e successivamente a Milano. Ha uno zio vescovo, ha Ah, avuto uno zio vescovo che adesso è morto, quindi insomma ha queste... E uno zio pittore, diceva queste sono appunto un po' di ieri. curiosità, Sì, insomma, sì. su un Willy Pasini un po' Ecco, più inedito. Castelfranco Veneto, Ah, lui ha un affetto particolare che è la sua tata, come la chiama lui, la sua mm. vecchia babysitter che ormai ha intorno agli 85 anni e Però. che in quei giorni lui è stato a trovarla, è stato da Vabbè, lei. allora, dottor Miotti, dica alla Tata di guardarci, insomma, La perché... Tata sicuramente l'avviseremo di questo. Ecco, Sì, bene, in tempo reale, insomma, spero che sia certo, già lì certo. davanti al televisore. E allora, questo era un po' un piccolo quadro, anche un Sì, omaggio, insomma, che volevo fare a Pasini, sì, una figura che l'ha influenzata moltissimo, ma che ha sì, influenzato tutta una generazione di sì. medici, vero, di sessuologi, in Sì, quanto pioniere proprio della sì, materia. devi pensare che Pasini con George Abram è uno dei due, ehm, sono i fondatori della sessuologia in Italia. Lui è andato in America, ha incontrato la Kaplan, ha studiato il rapporto Kinsey, proprio nei primordi della sessuologia e l'ha portato prima a Ginevra e poi di conseguenza in Italia. Ecco, Ecco questa è stata... perché, dottor Miotti, di sessuologia in un certo modo se ne parla solo in tempi relativamente recenti, vero? Sì, Prima comunque non sì, era affrontato in un modo anche così aperto, così sì. sereno, così divulgativo questo tipo di argomento. Certo, certo, sicuramente ci sono stati anche degli influssi culturali che col tempo si sono modificati lentamente e adesso sicuramente si parla molto di sessualità, c'è una sessualità esibita, ma non si parla correttamente dell'affettività e della sessualità che poi è connessa. Ecco, voi a questi ragazzi, Sì, soprattutto al di là dei genitori e degli insegnanti che avete la premura di formare, insomma, di sì. incontrare per appunto mettere a parte anche di nuove metodologie di approccio verso questa disciplina, i ragazzi, come vi sembrano questi giovani? Voi li Mm. incontrate da età, insomma, delle elementari, Sì, medie e poi anche degli istituti superiori. certo. Come vivono in queste diverse fasce d'età l'approccio all'affettività che include anche ovviamente la sessualità? Sì, beh, le nuove generazioni hanno molte informazioni, loro hanno un accesso anche ai mezzi di comunicazione, anche internet, e quindi sanno molto. Il problema è che poi non riescono a conciliare il sapere con una crescita anche del cuore, dell'affettività. E in effetti la vera sfida è proprio cercare di educare i giovani all'affettività, cioè riuscire a sincronizzare il corpo, Mhm. il sesso, al cuore. Beh, E questa è una questo bella indicazione, vero? sì, Perché fa capire che i ragazzi sono a volte anche iperstimolati dalle informazioni sì, esterne, basti pensare che accendono la televisione, guardano insomma tutta una serie di programmi che sì, lasciano ben poco all'immaginazione mm, o anche corpi nudi esibiti, rapporti anche sessuali, insomma lì c'è anche il problema dell'attenzione dei genitori verso quello che certo, guardano i figli. certo, Internet si sa e se ne parla anche attraverso convegni sì, importanti che è davvero uno strumento utile, però può diventare un problema, proprio perché può mettere anche in pericolo, no, certi certo, ragazzi. certo, Questo li porta ad avere un carico di informazioni enormi, però non riescono magari a formarsi un'affettività che riesca a stare dietro a questo certo, enorme cumulo, no, di proprio informazioni. così. Ma come si può venire fuori da questo tipo di gap?
Beh, Con sicuramente. l'informazione, con Beh, questa con educazione. l'informazione, ma soprattutto con la proposta di modelli anche riusciti di persone, a partire dai loro genitori, se sono appunto in grado, modelli che siano riusciti a sincronizzare questo cuore con la sessualità e sicuramente cercando di parlare delle emozioni, di quello che si prova, perché quando si fa educazione sessuale chiaramente le informazioni loro le recepiscono in fretta, ma poi come mettere queste informazioni in un quadro affettivo, morale, spirituale, che questa è la vera sfida. E io lo dico poi come terapeuta anche rispetto alle coppie, no? Cioè il Mhm. fatto che poi ci sono coppie in futuro che non tengono, e proprio perché non hanno alla base questa integrazione dell'affettività o della sessualità nell'affettività, che questo poi è la vera sfida. È una Eh, sfida, insomma, anche difficile, Sì, si sa però è che entusiasmante, i credo. rapporti poi col tempo Sì, sono messi alla prova, no, dal sì, logorio appunto della quotidianità della routine e questa appunto è la grande sfida che sì, anche Pasini sottolinea, sì, vero? Il discorso dei livelli sì. di affettività che è importante che poi uniscano una coppia in Certo, particolare. tra l'altro Pasini rispetto a come una coppia può durare, diceva proprio che ci va una, una ricarica di stimoli all'interno della coppia, perché è facile andare a prendere degli stimoli fuori, Mm. ma l'importante è rigenerarsi all'interno della coppia e trovare degli stimoli che poi ti portino a continuare con una certa energia. E rispetto invece ai vari tipi di intimità, lui dice che c'è sicuramente un'intimità spirituale, che è un po' quello che unisce a livello ideale, no? Certo. Un'intimità intellettuale, che è bene nella coppia anche stimolarsi intellettualmente, Mhm. una intimità corporea e un'intimità sessuale. Ecco, lui diceva però che almeno tre di questi elementi ci devono essere in una coppia perché la coppia possa stare. Poi Certo, se ognuno no deve. Sì, c'è un'alterazione, sì, molte coppie, come si dice, scoppiano, chiaro. anche se poi entrano in merito magari anche altre problematiche, insomma, molti non hanno più Sì, l'istinto anche al sacrificio di un tempo, no? Alle prime difficoltà, i giovani di oggi spesso sì, si dicono ciao, mm, arrivederci. Invece i miei genitori spesso insomma, mi sì, raccontano di com'è importante anche non farsi prendere mm, subito, no, dal timore di non mm, riuscire a proseguire. Però questo riguarda più appunto la sfera della coppia. Io vorrei certo, puntualizzare sempre l'attenzione su quello che è emerso dall'incontro, magari anche con questi sì. ragazzi, no? Cioè i giovani di oggi si sentono in qualche modo inadeguati rispetto alla sessualità, la vivono come qualcosa che mette anche molto timore. Lei mi diceva prima che tanti ragazzi, in particolare Sì, delle scuole magari sì, superiori che hanno un approccio anche agli atti sessuali, sì, vanno già lì con queste pillole, con il Viagra, cioè cosa che sì. dovrebbe riguardare magari persone di altre età. Sì, è triste quando si vedono ragazzi di 20 anni, 22 che vanno dall'andrologo o dall'urologo o dal medico di base semplicemente a chiedere il Viagra o il Cialis perché hanno un'insicurezza rispetto alla loro sessualità. Allora qui effettivamente bisogna fare un passo indietro, cominciare a dire, specialmente i maschi, devono lavorare sui loro aspetti emotivi, non tanto sulle loro prestazioni. È chiaro che la donna è cambiata, che vuole godersi la sua sessualità e il maschio teme questo, ha paura di non C'è essere. un cambiamento davvero culturale, Sì, no? La sì, donna a volte può risultare troppo aggressiva, sì, sento dire dai maschietti, no? Che certo, si certo. confidano magari in Sì. amicizia, non che io voglia rubarle il mestiere, No, no, dottor ma Miotti. penso che è Però proprio parlando, esatto. anche cioccolando, io non faccio solo chiacchiere e caffè, ma insomma, grazie al cielo si chiacchiera anche Mm, fuori, molti denunciano questo tipo di problema. Poi c'è chi certo. ne parla serenamente, c'è chi invece non si apre e magari pensa di risolvere il problema con qualcosa di farmacologico. In realtà il problema è soprattutto psicologico e sociale. Certo,
questo è sicuramente Ciò il non toglie che punto. in taluni casi può essere anche un problema biologico, ma voglio dire, in un ragazzo di 20 anni mi sembra quantomeno improbabile. Improbabile, e se no anche lì una sana informazione e prevenzione di certe problematiche, Sì, voglio dire, si può fare sempre una cappatina dallo sì. psicologo, dall'andrologo. Certo, beh, è doveroso dire che da quando la leva obbligatoria non c'è più, è Mm. vero che i nostri giovani vengono visitati raramente anche rispetto agli aspetti biologici della sessualità, Sì, mentre quello era una un donna... momento importante comunque di sì, monitoraggio della situazione. se Oggi c'erano se... delle anomalie almeno venivano visti. Una donna va dal ginecologo abitualmente, i maschi invece vi ricorrono magari solamente quando sono all'estremo delle loro capacità anche di tenuta, quando ci sono delle difficoltà grosse, intendo dire. Questo è vero, è un Mm. dato anche scientifico Sì, che ho letto di recente, cioè sì, mentre c'è un atteggiamento culturale consolidato per cui le donne vanno abitualmente a sì, farsi la visita dal ginecologo più o meno, sì, insomma, abbastanza assiduamente, i maschi hanno una sorta anche di timore, di preconcetto, certo, quindi molti scoprono solo in età adulta, ad esempio, di avere problemi di sterilità chiaro, o comunque di sessualità, sì, quindi un invito in questo senso anche attraverso questi sì, convegni a fare una sana informazione, no? Ad certo, invitarli a certo, monitorarsi perché sempre di salute si sta parlando. chiaro, chiaro, proprio Sta così. dicendo bene, dottor Miotti. Assolutamente sì, No, vabbè, ma insomma io sono qui per intervistare lei, quindi allora assolutamente sì, proseguiamo. sì. Stavamo parlando appunto adesso di ragazzi un po' più grandicelli, no? Questi che ovviamente magari ricorrono ogni tanto a questi Mm, farmaci e che è bene insomma che facciano una mm, cappatina dal medico anche prima di ricorrere così con un atteggiamento fai da te, no? Però i ragazzini, i maschi e le femmine, per loro è determinante la figura dei genitori, no? Sono i sì, primi educatori sì, all'affettività e anche al sesso. Come sono questi genitori? Voi avete avuto modo di incontrarli in questi certo, convegni? Che certo. cosa è emerso anche da parte loro? Ma i genitori hanno una grossa preoccupazione, come i genitori forse di tutti i tempi, che i loro cuccioli abbiano una sessualità troppo precoce, quindi è Mm, sempre questa la preoccupazione. E poi ci sono anche delle difficoltà a parlare di sessualità ai loro figli. D'altra parte, ecco, io direi ai genitori che li invito a parlare, a non delegare a noi esperti o alla scuola questo compito o alla parrocchia certo. talvolta, ma a formarsi, cioè devono essere loro i primi educatori. Chiaramente alcune cose una persona esterna le può dire con più libertà, dove non c'è un legame affettivo con i figli, con questi C'è ragazzi, meno pudore, c'è meno meno pudore, timidezza. sì. Questo è vero, infatti Mm, spesso i ragazzini e le ragazzine parlano di sì, affettività o di innamoramenti o anche di approcci sessuali più con gli amici, magari anche un po' più grandi, o sì. con gli insegnanti piuttosto che con i O l'amica genitori. della mamma O l'amica o la o zia, ecco la sì, in zia, effetti sì, non un genitore, sì, quindi una mamma e un papà, e persone proprio così dirette. certo, Questo è vero, quindi è importante comunque anche tutta la rete che sì, c'è intorno a questi ragazzi, però i certo, genitori non possono esimersi dal fare chiaro, una sana formazione, vero? sì, In particolare usando un linguaggio chiaro, cioè qual sì. è il modo migliore poi anche per affrontare queste tematiche? Non c'è più la cicogna che porta il No, bambino, i bambini che nascono assolutamente. sotto i cavoli, vero? La cosa migliore sarebbe proprio quella di cominciarne a parlarne dalla primaria, cioè da Mm, quando loro hanno 6 anni, ma direi anche all'asilo, in maniera molto semplice, cominciare a parlare della diversità che c'è tra maschio e femmina, i ruoli, e quindi poi tutto questo diventa naturale, man mano che crescono loro incasellano le conoscenze che hanno in base anche alle esigenze che la loro crescita comporta, no? Non è possibile che arrivino anche in quinta elementare dove c'è una pubertà incipiente e loro si trovano ad avere di colpo un mucchio di informazioni. Bisogna essere graduali, no? Quindi l'educazione sessuale va fatta continuamente, insomma. sì, anche perché Eh, in effetti se non se ne parla con serenità si rende, questo è un problema anche del passato, di quando non sì, c'era il dialogo, si rende quel qualcosa di cui non si parla ancora più appetibile in termini mm, di curiosità, no? Forse si arriva certo, addirittura ad essere morbosi a volte, certo, è il gusto del proibito, della trasgressione. sì, Se viene eliminato questo senso della trasgressione attraverso il dialogo, sì, ai ragazzi viene tolto anche, no, quel senso di ribellione di fronte mm, alla società, ai genitori, del fare le cose di nascosto. chiaro.
Poi è chiaro che c'è una sfera intima, insomma, che Sì, va comunque rispettata, però l'educazione affettiva di cui la sessualità fa ampiamente parte, serve proprio anche a questo, a far capire prima di tutto il rispetto tra due esseri umani, vero? molto, molto vero questo. Perché Sì, spesso appunto magari le bambine sono un po' aggressive, i maschi sì, sono inibiti e dopo hanno atteggiamenti molto più aggressivi col tempo, invece certo, no. Come certo. diceva prima dottor Miotti, che sono emerse anche analisi importanti anche sul territorio proprio tra Padova e Treviso, vero? Sì. In alcune zone dove sono emersi anche atteggiamenti di aggressività sessuale che hanno portato anche ad episodi, insomma, preoccupanti. Sì, in effetti anche la cronaca di questi giorni, no? Quando un ragazzo viene lasciato che poi va a molestare l'ex ragazza, quindi parliamo di ragazzi di superiori, Ecco, non sta già. parlando Sì, di episodi di cui è sì. venuto a conoscenza, quindi cose Sì, di cronaca, senza fare certo, ovviamente no. però ecco, effettivamente in una ricerca emergeva negli anni scorsi a Castelfranco che c'è nella storia di questi ragazzi molti vissuti di violenza subita, Quindi già in anche famiglia. sessuale, sì, anche in famiglia e quindi è un dato preoccupante. Rispetto alla questione del rispetto, scusate il gioco di parole, Sì. mi veniva in mente che purtroppo io registro in tante scuole dove vado che i ragazzini si filmano col cellulare e Mm. poi questo viene usato come un trofeo, come una cosa, Sì, sì, è specialmente per i vero. maschi, fanno vedere la ragazzina magari svestita che si è concessa, tra virgolette, con questo MMS e poi la esibiscono. Il rispetto parte anche da queste forme, soprattutto facendo capire a loro che gli strumenti che hanno in mano sono strumenti potenti che possono avere poi delle ripercussioni forti anche per la loro Sì, autostima, per la abbiamo loro. visto ragazzine in No? effetti che sono state riprese da Eh questi sì, telefonini che poi hanno avuto dei contraccolpi psicologici è insomma molto incredibile, sì. duri, non se la sentivano più di andare a scuola, di farsi Mm. vedere, cioè c'è una lesione proprio della Sì, dignità della persona e del rispetto, quindi insomma si sa, però è giusto ricordarlo, educare i bambini a questo tipo di certo, correttezza, di delicatezza è importante a sì, partire dal contesto familiare, no? Certo che certo. se poi mi diceva poco fa abbiamo storie tristi dove la violenza avviene soprattutto in famiglia dove non c'è un buon rapporto con i Mm. genitori, ovviamente questi sono casi che vanno Certo, seguiti insomma dalle ASL, da esperti, sì, da psicologi sì. e, insomma da altre istituzioni Sì, è anche. No? importante intercettare magari queste situazioni e poi poterle anche segnalare, perché ecco, importante è che di sessualità se ne possa parlare. Ecco. Noi a scuola facciamo questo perché se ne può parlare, Sì, loro già ci questa è possono. una sorta di conquista, se vogliamo, perché Sì, oggi è diventato abbastanza normale, anche se forse non avviene poi in mm, tutte le scuole, parlare di educazione sì. sessuale. È inserito nel curriculum, mi diceva prima, giusto, Sì, sì, del programma nel didattico, programma diciamo. didattico è previsto che gli insegnanti ne parlino, quelli di scienze per quanto riguarda l'apparato riproduttore, Mm. e poi quello di lettere per l'affettività E e anche avevo letto di educazione fisica. sì, credo proprio di sì. Ecco che Quindi loro, poi chiaramente questo ecco, per parlare di sessualità, mm. di affettività, bisogna aver fatto i conti con la propria sessualità e affettività, quindi le persone devono prepararsi, devono fare un percorso per poi affrontare i ragazzi. Certo, un Eh, percorso Anche informativo, anche chiaramente. appunto molto Sì, informativo, visto che appunto il 22 marzo avete incontrato anche i medici di famiglia, no? A sì, Castelfranco, un incontro dal titolo La sessualità nel terzo millennio tratterà le disfunzioni sessuali maschili, diagnosi e terapia. sì, Lei si occupa molto anche di questo tema, sì. dottor Miotti. Esatto, abbiamo invitato dei medici di famiglia, abbiamo invitato un andrologo, un urologo e abbiamo invitato poi anche un diabetologo perché i Mhm, problemi della sessualità poi con il diabete peggiorano e poi certo. c'è stato il nostro ospite d'eccezione, Willy Pasini, che Che lui risalutiamo, insomma, e sì, davvero speriamo che si sia rimesso sì, in sì, relax, in salute, l'ho perché era sentito, stava già un po' meglio, in stanco. effetti, sì, Bene, allora, dal suo punto di vista, comunque un momento importante, vero, di formazione e di incontro sì. con i ragazzi. Chiedo a lei, ha avvertito anche l'entusiasmo
l'entusiasmo, la contentezza di questo tipo di iniziative da parte delle famiglie? Immagino di sì. Sì, le famiglie sono sempre contente, chiedono a volte le ricette, ci chiedono ma come dobbiamo parlare di queste cose. Ecco, noi talvolta li accontentiamo, diamo le ricette, ma più che ci interessa che loro possano riflettere, che poi diano loro le risposte ai loro ragazzi. Noi vogliamo che le persone siano capaci, le rendiamo abili a rispondere ai Certo, loro ad avere figli. degli Sì, strumenti per come, insomma, chiaro. relazionarsi al meglio. Sì. Avete in programma altri incontri di questo tipo? Ci sono altre Certamente iniziative? questo era l'inizio, abbiamo visto che c'è stata una bella risposta del territorio, io penso che Willy una volta all'anno sarebbe contento di venire a trovare la sua tata e quindi Eh ci sì, piacerebbe, giustamente ci ritorna un po' piacerebbe, sì, alla sua terra sì, d'origine in qualche modo. E certamente, quindi io vi chiedo di tenermi informati, sperando magari per la prossima volta di poter intervistare il assolutamente grande sì, Willy Pasini, che appunto salutiamo sì, nuovamente. Allora, io ringrazio il dottor Oscar Miotti per la sua testimonianza e per queste importanti informazioni che mi hanno dato modo di affrontare un tema abbastanza delicato. Non sapevo neanche bene, però insomma spero di aver gestito assolutamente, al meglio l'intervista con certo. insomma anche un approccio formativo. Anche noi nel nostro piccolo cerchiamo di fare informazione. Allora, grazie dottor Miotti, in bocca al lupo per le prossime iniziative e rinnovi i miei auguri a Willy Pasini. Certo, anch'io ringrazio te, sei stato molto gentile di avermi dato la possibilità di parlare. Niente, figurati, allora in chiusura ci diamo del tu, dai, che Certo, ti volevo dare il titolo che meriti giustamente, dottor Miotti, ricordo, psicologo, psicoterapeuta e consulente sessuale nella zona di Castelfranco Veneto. certo, Ecco, quindi chi vuole ti può trovare da quelle parti, sì, giusto? Vuoi dare sì. dei riferimenti? Sei... Beh, c'è anche un sito internet e comunque Dove è insomma possibile entrare sì, in contatto sì. con te? Ecco, allora lo possiamo dire www. oscarmiotti.it. Va bene, allora chi avesse bisogno di confrontarsi con te o consultarti in qualche modo, sia sul territorio ma anche Certo, oltre Treviso, può recuperare i tuoi contatti sul tuo sito internet. Amici, salutiamo e ringraziamo Oscar Miotti, io vi lascio per qualche minuto di pubblicità e poi un'intervista particolare. Sentirò la nostra Giulia Salmaso che è andata in Afghanistan, quindi un'esperienza incredibile per fare dei reportage che verranno trasmessi in aprile qui dall'emittente nostra Telechiara. A tra poco.